Agriest Tech, il futuro dell'agricoltura. Chiudiamo sentendo la voce anche della Confederazione Italiana Agricoltori. Siamo insieme al suo presidente regionale, diamo il benvenuto a Flavio Furlani. Allora, presidente, 2014 come si è chiuso? Si è rivelata una tendenza negativa di mercati verso la fine dell'anno, a scapito della qualità dei prodotti. Diremo che sono stata eccezionale visto l'andamento climatico, mentre le quantità sono state importanti e quindi c'è stato un miglioramento delle produzioni, però il peggioramento del mercato ha creato una negatività generale. Ecco, quali sono stati i comparti che in qualche modo hanno tenuto e quali invece proprio non sono andati per niente bene? I comparti che hanno tenuto sono stati comunque quello del vino, che si è consolidato nel tempo grazie a una buonissima gestione delle DOP e quindi con una gestione del mercato. Quelli che non hanno tenuto e quelli che non hanno la possibilità e la capacità di autogestire l'offerta e che fanno riferimento al mercato stesso, il mercato che non è più funzionale e trasparente come poteva essere 20 anni fa. Ecco, io so che lei è anche imprenditore ovviamente agricolo e in particolare nel settore della zootecnia da latte. Quest'anno le quote latte non esisteranno più. In che modo un imprenditore agricolo deve riorganizzare la propria azienda? Come si deve comportare secondo lei? Diremo l'impresa agricola è solo una parte della filiera e la risposta deve essere data da tutto l'insieme della filiera. Quindi per riuscire a mantenere la zootecnia da latte in Italia si deve proprio raggiungere degli accordi all'interno della filiera per valorizzare i prodotti e valorizzare il Made in Italy in rapporto alle esportazioni. Quindi l'export è ancora forse l'aspetto che fa salvare i nostri prodotti, la nostra agricoltura, Presidente? Sicuramente noi non possiamo fare le produzioni di massa, dobbiamo puntare sulla qualità e farci riconoscere questo dal mercato internazionale. In questo contesto è fondamentale però che i prodotti siano etichettati, Presidente, si sappiano da dove vengono. Sicuramente per il consumatore deve essere data la possibilità di scelta e solo lui è il giudice della bontà o meno della nostra offerta. Perché sicuramente i riconoscimenti europei sono importanti, le DOP e l'IGP, però poi fuori dall'Europa tutto questo sistema di sicurezza ovviamente non vale più. No, non vale più ed è messo in forte discussione anche sull'accordo che si sta discutendo sul libero commercio tra Comunità Europea e Stati Uniti e quindi lì diventa importante trovare delle soluzioni che tutelino la nostra visione di qualità, tenendo conto che noi rispettiamo quella che è una qualità preventiva e quindi la salubrità del prodotto fatta a prescindere, mentre negli Stati Uniti la bontà del prodotto è data per data certo, salvo dopo ricredersi se succede qualcosa di diverso. Però Presidente, anche all'interno dell'Unione Europea, parliamo di Europa Unita, ma in realtà non ci sono proprio gli stessi controlli sulle nostre aziende e quelle per esempio dell'Est Europa? No, sicuramente no, noi veniamo da una tradizione di grandi controlli e di grande garanzia verso il consumatore e questo lo pretendiamo verso tutta l'Europa, ma sicuramente diremo non lo consideriamo un'avversità, anzi lo consideriamo la possibilità di comunicarlo al consumatore e quindi di essere più trasparenti. Possibile. Allora, Presidente, sappiamo che anche la zootecnia da carne ha delle grosse difficoltà. Il nuovo PSR, il nuovo piano di sviluppo rurale, darà gli strumenti a questo settore, in generale al settore agricolo in Veneto, per rilanciarsi, per essere competitivo? Ma sicuramente diremo la Regione Veneto portando la certificazione di qualità del prodotto, di origine del prodotto, ha dato un segnale importante
e sta dopo a noi riuscire a mettere, diremo, in questo contenitore i prodotti che sono di gradimento del consumatore. A proposito di regione, è stata approvata la nuova legge sugli agriturismi. Siete soddisfatti? So che forse qualcosa le associazioni di categoria dicono che sarebbe da rivedere. Ma qua il problema della gestione della nuova legge degli agriturismi di fatto pone le aziende agrituristiche al di fuori di ogni possibilità di sviluppare la propria attività. Perché? Perché la quota richiesta, di prodotto richiesta dalle singole aziende è superiore al 65% e quindi è inapplicabile. Inapplicabile anche visto gli orientamenti che hanno le regioni, non solo quelle limitrofe, ben più permissive, forse il termine è sbagliato, però in cui l'azienda agrituristica fa parte di un territorio più che della singola azienda e quindi la possibilità di considerare come prodotti agricoli per l'agriturismo anche i prodotti di aziende limitrofe. Ma se oggi un giovane decidesse di fare l'agricoltore, che consigli gli darebbe, Presidente? Ma credo che debba affrontare la cosa con grande entusiasmo. I consigli sono anche difficili da dare in situazioni di mercato come questi, sicuramente, però credo che la buona riuscita o meno di un'attività agricola, ma anche delle altre, sia il grande entusiasmo che uno deve porre e la perseveranza per ottenere risultati. E con queste parole del Presidente Furlani della CIA regionale del Veneto noi vi salutiamo, si chiude qui questa puntata di Verde a Nord-Est, ma ci vediamo la prossima settimana, stessa rete, stesso orario, vi porteremo in Friuli Venezia Giulia e in Trentino e naturalmente anche nel nostro Veneto. Grazie, arrivederci. A posto.